Invisible Man. Amici di Scratch, buonasera e benvenuti a questa ennesima e spumeggiante puntata. Abbiamo anche oggi dei graditi ospiti che Nicola ci presenterà. Ah beh, certo, io te li presento volentieri, ma voglio ricordare, ma dove eravamo domenica? Domenica eravamo a Fanzolo di Vedelago, Villa Emo, quindi una villa storica che ripercorre poi anche la storia dell'arte italiana, quindi veramente una bella location. Allora, io credo che a Fanzolo abbiano fatto le cose strepitose, stanno crescendo e ho visto addirittura per la prima volta delle bancarelle. Io do un suggerimento ai nostri ospiti, adesso vado a presentare. Abbiamo qua l'assessore di Schio, Gabriele Terragin, grazie per essere con noi, e il presidente della Schio Bike, Edoardo Sandri. Ho visto delle bancarelle di gente che vendeva chi magliette, chi scarponcini. Io vorrei allargare, vorrei fare veramente una preghiera. Perché non l'allarghiamo a quelli che vendono anche i formaggi tipici, a quelli che mettiamo dei prodotti da vendere? Non so, anche apriamo le bancarelle come fanno in America, roba vecchia per svuotare e mettiamo lì dei capannocini, creare intorno al ciclocross, all'evento, qualcosa di importante. A me piacerebbe tantissimo. Assessore. Beh, forse lei non conosce Schio, ma noi abbiamo una caratteristica particolare a Schio ed è un formaggio che si chiama Castelgrotta. È un formaggio tipico della nostra zona che viene invecchiato in un ex rifugio antiaereo che si trova proprio sotto la collina del castello a Schio. Trova alloggio lì per diversi periodi a seconda della stagionatura e quindi potrebbe essere una buona provocazione quella di dire a quanti producono questo formaggio. Sta rischiando la vita con me. Sai che a me piace mangiare. Guarda, a me piace il formaggio, da morire. Ti dico anche quello francese che puzza, a me piace tutti i tipi di formaggio. Anche quello che puzza. No, è vero, l'altro giorno ho mangiato ho mangiato il camembert, vado matta. Ma come quello che puzza? Ma è buono, quindi per me sfonda una porta aperta quando parla di il formaggio. vostro puzza? Il vostro puzza, no? Beh, insomma, ha un buon odore, insomma. Formaggio io chiamerei più un profumo. Un profumo di formaggio. Ma dirò di più. Io ti adoro. Ilenia, se non ti fossi tu, io veramente non avrei fatto questo ciclocross quest'anno, perché è troppo splendida. Che profuma di formaggio. Se mi permette le dirò di più, che lì sotto vengono conservati anche e invecchiati i salumi e viene conservato e invecchiato anche del buon vino, in particolare abbiamo quello che insomma definiamo Assessore, ed è il Durello della Valleoga. Basta, perché no, io domenica vengo, guai a lei, mi ha dato il là e io le do il là, ma anche io mi farò in qua. Allora, Presidente, adesso vedremo le immagini di Fanzolo. Tanto, scusami, Lenia G6, sono partiti in tantissimi, abbiamo visto, c'è una considerazione da fare, la farò dopo, perché ho preso un'immagine particolare, visto che c'è tanta gente che parla di crescita giusta dei piccoli, insomma, gente che fa un po' di confusione. È l'argomento del giorno. Bene, ne parleremo. G6. Voi siete stati, non siete stati a Fanzolo perché dovevate picchettare ieri. Esatto, abbiamo picchettato proprio ieri perché sabato purtroppo pioveva e abbiamo spostato. Che percorso sarà quello di Schio? Diciamo che metterò a dura prova tantissimi avete atleti, tanta voglia anche voi. Ilenia molto È più alla belga, alla francese, alla svizzera? Ma un mix di tutto. E sia la Schio. È la Schio. Ah, va ben così. È originale. È originale. Allora, stai attenta, G6. Ricordiamo che da qua a pochi giorni passeranno esordienti. Quindi... Esatto, passeranno esordienti del primo anno, quindi manca un mese al campionato italiano e quindi è giusto che adesso insomma comincino. Gianni Dal Santo sicuramente metterà l'immagine delle premiazioni di questi tre primi vincitori, diciamo così, abbiamo i soliti noti, vediamo che hanno tante diverse misure di altezza. Perché è l'età in cui c'è chi è più sviluppato e chi meno, e le ragazzine ancora meglio. Allora, siamo in clima elettorale, allora, siccome a me di essere simpatico non me ne frega nulla, e mi piace essere antipatico, cioè proprio ci godo, nel senso che ho sentito alcuni buontemponi dire anche in momenti formalmente importanti,
in seno anche a votazioni decisamente importanti, dire che le premiazioni bisogna riportarle nelle categorie giovanili, perché anche nei circhi si dà lo zuccherino ai cammelli, e quindi è giusto anche dare lo zuccherino. Allora io voglio capire se abbiamo a che fare con degli ammaestratori o con degli educatori. Insomma, alla fine, se dobbiamo sentire queste cose, che secondo me sono vergognose, non è una questione di svecchiare il panorama ciclistico. È una questione di educazione anche. È una questione proprio di cercare di fare un po' di educazione, no? Esatto, il problema è che molto spesso tanta gente parla ma non sa che le orecchie ci sono ovunque. Sì, E poi le orecchie e poi dopo portano. non pensano che Argesi non parli, perché insomma io me le appendo tutte quante alle orecchie perché è il mio ruolo. È giusto, perché io penso che un giornalista, se sente delle cose, è giusto che le riferisca, perché poi la gente anche comune perché magari non le sente. Ma credo sia giusto far parlare gli psicoterapeuti, noi ne abbiamo avuti qua e Esatto. tante occasioni, che hanno detto l'importanza, anche lei so che è professore di educazione fisica, io credo che i bambini già per conto loro hanno una grande predisposizione alla competitività, ma è un affare loro, chi perde che vince è un affare tra bambini. Spesso noi vogliamo vedere premiati, ma lo vogliono i genitori. Ma guardi, l'agonismo così spicciolo è insito nella natura umana. Non solo, ci sono fasi dell'età, tappe di crescita, in cui se chiediamo ai bambini di fare una corsa, vediamo che arriva primo i bambini corrono e anche l'ultimo che arriva passando il traguardo dirà primo, perché poi in realtà ognuno corre per se stesso ancora in fase di crescita, e quindi non è quello l'aspetto importante. L'aspetto è, credo, fondamentale, importante, quello di riuscire ad avvicinare i bambini all'attività sportiva, farli innamorare dello sport, non importa quale. Questa sera, come assessore allo sport, sto parlando di ciclismo, noi abbiamo cercato in tutti i modi di incentivare l'uso della bicicletta nella nostra amministrazione con uno sviluppo di rete ciclabile abbastanza importante e interessante. Lo abbiamo fatto anche chiedendo alle società sportive di interessarsi, di organizzare eventi come quello di domenica prossima. Lo abbiamo fatto anche con eventi importanti come il campionato italiano marathon di mountain bike, ma lo abbiamo fatto anche con piccole manifestazioni per bambini nella nostra, si chiama Valletta, è un parco in centro a Schio, dove i bambini vanno ad allenarsi e ad imparare ad andare in bicicletta con il mountain bike. Quindi voglio dire, l'importante è appassionarli, l'importante è educarli all'amore per lo sport. Cazzarola, è la prima volta che c'è un assessore che non piange sul patto di stabilità, siamo senza soldi, ma se vuole poi si possono fare. No, ma è già incoraggiante. Ne verserò le lacrime. No, non vogliamo, siamo positivi, già ci sono i maglia che rompono le balle, vogliamo essere positivi. Per noi la vita continua, e continua con quale categoria adesso? Esordienti, maschi e femmine. E dopo la pausa internazionale di Fae di Oderzo ci ritroviamo con il trofeo Triveneto di ciclocross con Fanzolo di Via del Lago. Questa è Villa Emo, una villa splendida e soprattutto una mise en place veramente importante. Quello che dicevamo, la cosa importante, cominciamo a vedere dei gazebi, momenti che sono anche di commercio, sono anche di, diciamo così, anche di divago, perché la gente può venire, guardare una maglietta, un cappellino, sarebbe bello diversificare ancora di più, quindi noi chiediamo a tutti gli organizzatori, in virtù di questa immagine per il prossimo anno, di organizzarsi e creare dei veri e propri mercatini. Qua siamo con gli esordienti, maschi e femminucce, e quindi Ilenia, gara bella partecipata, alla faccia di chi dice che c'è una crisi, nei giovani la crisi non esiste. Sì, nonostante ci fosse in questa data la concomitanza con la prova nazionale di Orvieto, direi che una trentina di corridori anche questa settimana, quindi la dimostrazione che il trofeo Triveneto regge nonostante le concomitanze e ha veramente numeri importanti. Abbiamo visto anche un bel percorso e ben disegnato dagli amici di Fanzolo, devo fare i complimenti. Ogni anno si superano, io già ero contento lo scorso anno e ho detto guarda che bel percorso. Qua hanno approfittato veramente di due tipi di percorso, uno diverso dall'altro, uno verso est e l'altro verso ovest, che bene hanno disegnato, hanno completato quelle che sono e possono essere le chance per gli atleti nelle varie tipologie, a loro più consone insomma in qualche maniera, quindi danno una giusta così, possibilità a tutti i corridori di poter eccellere
chi in corsa e chi invece anche in bicicletta e chi soprattutto debba guidare anche col fango. Sì, sicuramente il tempo poi ha dato una mano perché è un terreno che è completamente diverso da quello che abbiamo affrontato fino adesso, un terreno molto molle, sembrava colla quasi, quindi c'erano dei tratti da fare assolutamente a piedi per non rischiare di rompere la bicicletta, c'erano delle scalinate, c'erano dei tratti da spingere, quindi veramente molto vario, molto bello e complimenti. Detto questo, abbiamo visto già la Sara Casasola che si porta al comando per quanto riguarda le donne esordienti, con la Lunger che ha già diciamo una trentina di secondi di distacco e la D'Agostin al terzo posto, mentre davanti diciamo sono 5 o 6 che hanno già preso le redini della corsa. Adesso Casasola eccola qua già da sola davanti, mentre tra gli maschietti Rizzo, Gemin, De Vettori, Pitton e Fontana sono quelli che si stanno giocando diciamo la gara oggi. E nessuno va più via, perché qua sono veramente in una manciata di secondi, sono in 3-4 atleti, vale a dire proprio Pitton, De Vettori, Gemin e quindi Rizzo al comando in queste fasi centrali di questa gara di Vedelago, Fanzolo di Vedelago, all'interno di una bella tenuta, Villa Emo l'abbiamo ricordato, e qua vediamo come spingono bene i rapporti e soprattutto escono, e qua c'è il tratto famoso che si dice per coloro che possono recuperare, che hanno chance. Infatti vediamo Mattia Taborra che qua supera. Sì, Mattia Taborra ha tentato l'attacco in questo tratto, adesso si entrava già sotto la villa dove c'era un fango che metteva a dura prova, ma si poteva ancora ad affrontare in bicicletta, e andremo a vedere poi anche la parte diciamo più ostica, era la parte più a est diciamo, dove c'era veramente un fango. Eccolo qua, 2 bei fossetti da fare a piedi, quindi ben venga, che così facciamo smontare anche questi ragazzini che non fa mai male, e un tratto inizialmente da fare in bicicletta e poi veniva veramente duro e bisognava farlo a bici in spalla. E qua vediamo proprio D'Agostin Nicole che chiude un po' il lotto delle ragazze che sono alle prese con questa bialera, con questo piccola asperità, un piccolo ruscello, e qua chiaramente purtroppo tante biciclette tra il cambio e la catena, perché il fango va ad inficiare un po' quello che è la parte diciamo proprio solida della bicicletta, catena, attacchi, abbiamo visto che sbattevano tante volte i piedi sulle pedivelle. Beh, sicuramente poi è una categoria, sono ancora molto giovani, quindi magari molte volte insistono nel fare dei tratti in bicicletta dove veramente farli in bici vuol dire spaccare il cambio o avere dei guai. Questo era un tratto da fare per tutti a piedi, quindi una bella scalinata, complimenti perché l'anno scorso non c'era, non me la ricordo, quindi veramente complimenti, ecco. Non c'era, ma dico soprattutto per coloro che non sono avvezzi al ciclocross, pensate l'intelligence, anche e soprattutto la volontà di questa gente a costruire addirittura delle scalinate, dei ponti artificiali, cioè c'è proprio un'ingegneria che è deputata ad allestire dei campi di gara che siano dei campi di gara regolamentari per poter svolgere la disciplina del ciclocross, qualcosa di diverso rispetto al mountain bike. Un'altra considerazione, tanto vediamo proprio il momento in cui Nicola Rizzo della Sorgente Pradipozzo vince a mani alzate e regola così Mario Gemin a una manciata di secondi, Lorenzo De Vettori al terzo, Pitton Federico al quarto, poi via via Fontana Fabiano, Consolaro Mattia, Alex Pavan, Michele, e poi dopo per le donne. Per le donne adesso dovremmo, eccola qui, la nostra Sara Casasola saldamente leader che va a vincere con quasi 2 minuti, 1 minuto e 50 di vantaggio su Franziska Lunger, Nicole D'Agostin, Anna König, Bolzan e Grosso Nalia. Quindi molto bene la Casasola anche in questa tornata. Sara, sempre più sola al comando. Oggi sì, è stata veramente dura, c'erano dei tratti in cui bisognava andare a piedi, alla fine non ce la facevo più, però è stata bella. Mario, ti abbiamo visto sconsolato, sei stato molto sfortunato, vero? L'ultimo giro ho beccato il paletto e mi ha passato Nicola, e allora era un po' triste essere davanti tutti i giri e all'ultimo giro essere passato. E tu invece hai vinto una bella gara, molto pesante il terreno. Era molto scivoloso e c'era molto fango. È stata dura, però sapevo che potevo farcela, quindi ce l'ho messa tutta all'ultimo giro e ho superato il primo e il secondo. Poi hai confortato anche lui. Dato che siamo molto amici.
maglia saldamente sulle spalle, visto che poi c'è la mancanza di Bassani, insomma ne hai approfittato. Sì, dai, ne ho approfittato, cioè non sapevo come andare nel fango, poi ho capito che insomma facevano molto le gambe, allora hanno meritato loro, Ma complimenti. tu hai scoperto che sul fango vai bene allora? Insomma, dai, abbastanza. Ben rientrati in studio. Allora Elenia, qua abbiamo visto esordienti maschi e femmine, classifica della maglia. Beh, tra gli esordienti Lorenzo De Vettori riprende la maglia, e mentre tutto invariato per quanto riguarda le donne esordienti. Casasola sempre al comando. E questi li vedremo poi a Vittorio Veneto. Beh, questi sono già esordienti, saranno del secondo anno a Vittorio Veneto e diciamo che hanno già cominciato a... Beh, Casasola abbiamo sempre già parlato, è una ragazzina che dimostra come tecnicità anche di gesto, di pedalata, anche magari un'età più matura di quella che ha. Gli altri sono ragazzini magari piccoli o mingherlini ma che hanno veramente tanta grinta. Bene, torniamo a Schio. Cosa avete preparato invece voi per la vostra bella gara? Abbiamo preparato un percorso, diciamo, di 2,8 km. Sono 2,8 km comunque impegnativi per determinati tratti, veloci, dove si può recuperare, e mettere anche a dura prova sul percorso a piedi. C'è appunto una scalinata di 20 scalini un po' impegnativa. Collateralmente, come funzionerà l'Ambaradan? Cioè, voglio dire che avrete degli stand, qualcosa? Sì, abbiamo riservato delle aree appunto per gli espositori, abbiamo appunto un'aderenza anche come espositori. Voi ditegli a questi espositori che più ce ne sono, noi andremo con una telecamera e li riprenderemo tutti. Certamente, speriamo appunto che potrebbe essere una cosa buona, è vero? Voi come scuole avete detto, avete pubblicizzato i ragazzini di venire? Allora, noi abbiamo portato nelle scuole il Pieghevole, che pubblicizza tramite il gruppo insegnanti di educazione fisica, è il mezzo più rapido per arrivare nelle scuole. Abbiamo fatto una normale divulgazione degli eventi sportivi, abbiamo chiesto ai ragazzi almeno di portare i loro occhi alla vista di questa manifestazione, che è un po' particolare, devo dire, perché credo che a Schio, a parte questi primi 2 anni e questo il terzo di organizzazione, il ciclocross non si era mai visto. Credo di no. La questione è partita, direi, in sordina, nel senso con le energie, con le forze del gruppo dello Schio Bike del presidente Edoardo, e sta crescendo, e quest'anno insomma la tappa del Triveneto è una questione importante. Ci fa piacere che sia abbinata poi il titolo provinciale. Questo è un altro motivo, insomma, di interesse. Ilenia, fa piacere sentire che poi dopo c'è speranza per il prossimo anno, perché se uno si deve ancorare, si ancora insomma su questi personaggi che danno un buon risvolto. Questo sicuramente io penso sia poi l'obiettivo di tutti, di creare un calendario che va negli anni a consolidarsi. Purtroppo negli anni abbiamo perso delle gare storiche, andiamo adesso a crearne delle altre che diventeranno storiche magari fra 4-5 anni. Però posso farti una domanda? Io credo che mai come quest'anno trovo coloro che hanno organizzato, ma addirittura coloro che hanno saputo organizzare, poveri, un po' meno bene di altri, quasi risentiti con loro stessi, che potrebbero far di più, perché hanno capito l'importanza del Trofeo Triveneto. Il Trofeo Triveneto sta facendo gola a molti, tanti lo hanno disprezzato in alcuni anni, adesso si stanno un po' ricredendo. Quello sicuro, ma sia dal punto di vista tecnico, questo l'abbiamo fatto notare più volte, insomma non è un caso, e sono anche convinta di questo, che abbia comunque quest'anno il trofeo abbia tenuto bene anche nonostante i giorni di concomitanza. Domenica c'era la concomitanza con Orvieto, nonostante questo i numeri erano alti. Questo vuol dire che molte società, con la crisi che c'è, non si può girare, non tutti possono girare, trovano comunque che molte società fuori dal Veneto vengono, perché anche domenica c'era la gara in Piemonte, c'era la gara in Emilia Romagna, c'era la gara in Toscana, però avevamo lo stesso degli atleti da fuori regione presenti al Trofeo Triveneto, quindi c'è una motivazione, e io penso che comunque l'impulso è quello sempre di migliorare. Però veramente quest'anno, io l'ho detto a Lucinico, l'ho detto in tante altre occasioni, che ho visto dei belli allestimenti anche per quanto riguarda il mio lavoro, ad esempio di consulente marketing. Io ho visto degli allestimenti fatti bene, cioè io penso che
si sta crescendo anche da questo punto di vista, E noi perché speriamo che se un continuiamo. organizzatore fa contento lo sponsor, poi lo sponsor il prossimo anno c'è ancora. Smettiamo di chiamarli amici, lo sponsor può essere amico, ma se poi dopo lo freghi, perde Esatto, l'amicizia. è comunque uno sponsor, cioè bisogna Certo. cominciare a vedere lo sport, perché è un'azienda lo sport. Il singolo evento, perché funzioni, deve essere come un'azienda, deve dare comunque un risvolto e allora porta anche una continuazione. Purtroppo, per quanto bene si voglia, è finito il momento in cui, anche perché la crisi ce lo chiede, c'è il volontariato per quanto riguarda le persone, però alla fine io penso che loro magari potranno darci insomma, conferma o no perché stanno organizzando, insomma l'ambulanza va pagata, ci sono delle cose che vanno pagate, Non si fanno per caso. non è che i soldi vengono fuori da per terra, Sono magari. anni che lo dico, ma non pensi che... ma la gente fa fatica a capire, ma tra poco parleremo anche di questo, sai. Che gare sono andate in onda dopo? Adesso tocca agli allievi, primo e secondo anno, le donne allieve. Sa tutto sta ragazza, sa tutto. Bene, con le immagini siamo con la triade qua, mi pare la fame, la sete e il sonno, e adesso siamo con gli allievi, la fame, la sete e il sonno siamo io, Gianni e Denis. Allievi primo e secondo anno e donne allieve. Prima dicevo, intanto che vediamo le immagini con Nichele e tutti quanti con loro ferro, insomma, che ho visto una bicicletta che si adopera molto per il mountain bike, che potrebbe essere prestata sicuramente anche al ciclocross, dove c'è una invenzione, una forcella sulla parte posteriore della bicicletta, che sul fossati presi, mettiamo in velocità, ti danno come una molla che ti fanno scattare in avanti. Sono accorgimenti tecnici che bene fanno a quello che è anche la ricerca su queste biciclette qua, perché queste biciclette qua possono anche portare posti di lavoro se un domani questa disciplina diventasse anche olimpica. Vabbè, quello sicuramente, anche il fatto che quest'anno abbiamo già visto, ad esempio a Faè, le ragazze della Cornago correre con i freni a disco, purtroppo sono innovazioni che non tutti possono permettersi, perché i freni a disco, per cambiare una bici da cross normale in una bici a freni a disco vuol dire cambiare tutte le ruote, vuol dire cambiare veramente, è un costo esorbitante al momento. Vedremo se, perché abbiamo visto che in alcuni percorsi come quello di Faè, ad esempio, dove c'era un fango che poteva dar fastidio, avere i freni a disco sicuramente permetteva di non cambiare. Detto questo, sono partiti tutti, abbiamo visto già Edoardo Nichele che cerca l'attacco fin da subito per quanto riguarda gli allievi al secondo anno, mentre per quanto riguarda gli allievi al primo anno abbiamo il nostro Davide De Bellis con Costantino Cesca e Jacopo Dorigoni. Sono questi tre che stanno cercando di avvantaggiarsi rispetto agli altri. Le donne invece tutte insieme in questo momento con la Camatta, abbiamo visto la Sofia Beggina, abbiamo visto la Borghesi, abbiamo visto anche la Chiara Zanettin, quindi questo quartetto bello, mi piace vedere 4 donne davanti, sono lì tutti assieme, quindi stanno crescendo pian pianino tutte. Io vedo una Sofia Beggin leggermente in difficoltà e sofferente, mentre vedo un Nichele Edoardo che in bicicletta è un lusso vedere, cioè è bello da vedere in bicicletta. Edo sicuramente sta andando bene, ha lavorato moltissimo sulla tecnica e si vede, e insomma sta facendo molto bene, sarà protagonista secondo me anche il campionato italiano. E detto questo, aspettiamo che rientrino poi anche per quanto riguarda il primo anno tutti i ragazzini che erano impegnati al Giro d'Italia, quindi da Michelino Bassani, però io ho visto molto bene De Bellis in questo periodo e anche Costantino Cesca sta crescendo molto bene, quindi secondo me è una categoria che ci darà delle belle soddisfazioni per l'italiano. Le donne, forse Sofia gli abbiamo tirato le orecchie anche lì in diretta, ha cercato di fare dei pezzi in bici che a piedi, diciamo, era meglio farli a piedi. Vedi anche Edoardo qui, è inutile cercare di farli in bicicletta, si fanno a piedi, si fa molto prima, quindi e anche si rischia di non rompere la bici eccetera, però diciamo che manca ancora un mese al campionato italiano, quindi secondo me sarà una categoria molto 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 combattuta. Detto questo, Thomas e Marcello Pavarin, che ormai è diventato uno dei nostri, quindi bravo Marcello, stanno guardando la gara e facendo il tifo per i più giovani. E a tal proposito vogliamo anche ricordare che grazie ai giovani, ma grazie al movimento, grazie a Giacomo Salvador che parla poco e si mette là in maniera rurale a mettere i picchetti, a dare una mano, a insomma spaccarsi il fisico, diciamo così, ci sarà una grande partecipazione da parte della RAI
che addirittura a Vittorio Veneto dalle 10 del mattino ci sarà una lunga diretta che accompagnerà l'evento degli eventi e crediamo sicuramente di non far brutte figure e di competere anche con i grandi circuiti del nord. Beh, quello sicuramente è una cosa molto buona per il movimento, anche perché darà la possibilità a tutti di vedere ciclocross. Io qua sto correndo, mi sto scaldando per la gara dopo e nel frattempo tra le donne allieve Anna Faoro ha preso il comando, eccola qui, già da sola, già quasi un minuto di vantaggio nei confronti di tutte le altre che stanno affrontando invece ora quel pezzo da fare a piedi, quella piccola montagnola che si faceva a piedi, ecco. Un atleta di casa, evidentemente, comunque, giustamente anche, conosce bene il percorso, lo avrà provato in più di un'occasione e questo testimonia il fatto che anche Postumia, che organizza, vuol fare bella figura. Bella figura la sta facendo Edoardo Nichele, perché sta andando veramente grande, ma alla grande sta andando anche un certo Rudy Molinari, che non è tanto lontano da Nichele, ricordiamocelo, e Rudy Molinari della Caprivesi non è che abbia fatto tutte le gare. Sì, stanno crescendo questi ragazzini domenica dopo domenica, qua abbiamo visto De Bellis, lo riconosco eccolo qua, dalle sue belle scarpe fiammanti, si riconosce molto bene, anche lui sta venendo fuori molto bene, e abbiamo anche Edoardo Ferro che anche lui sta crescendo bene, scuola Mosoli che sta facendo molto bene sia in ambito nazionale che in ambito anche regionale, con Costantino Cesca che attualmente è il secondo degli allievi del primo anno. Hai detto bene, il gruppo Mosoli, mi piacerebbe vedere come un tempo lo faceva spesso Rudy Mosoli a venire a caldeggiare i suoi ragazzi, perché insomma anche loro ci tengono a vedere queste figure simboliche ma importanti, i presidenti che in qualche maniera insomma si sbattono, sono là che danno la possibilità di far correre i loro pupilli e anche da parte loro un bel incitamento ci vorrebbe. Allora Rudy, capisco che l'Inter sta perdendo, c'ho la morte nel cuore, però vieni a trovarci. Abbiamo visto una Sofia Begin in tremenda difficoltà. Sì, Sofia si è staccata dal gruppetto che inseguiva la Foro e quindi oggi sarà solo un piazzamento per lei. Detto questo, eccolo qui, l'arrivo di Edoardo Nichele, bella vittoria anche oggi per Edoardo. E stacca di pochissimi secondi Rudy Molinari che a 35 secondi da Nichele Edoardo, poi segue Butto Cristian, De Bellis Davide per quanto riguarda gli allievi al primo anno, la classifica generale, quella che vediamo, poi abbiamo Cesca, Ferro, Dorigo, Zecchin, Pellizer e Dapos. Per quanto invece riguarda le femminucce, intanto vediamo con il dorsale numero 60, si tratta di Costantino Cesca, appunto secondo tra gli allievi del primo anno. Eccola qua, Anna Faoro che va a vincere con quasi 2 minuti, anzi 2 minuti e 05 di vantaggio su Letizia Borghese, che è un'allieva del primo anno, Chiara Zanettin che mantiene la maglia per quanto riguarda le donne allieve tutte, Ludovica Camatta, Sara Bondavalli, Sofia Begin, Aurora Marchetti, Jessica Macor, Alessia De Bellis e Giulia Bez. un percorso veramente importante. Sì, è stato un percorso duro, c'era un lungo tratto da correre a piedi e per questo sono andata abbastanza bene. Sei contenta insomma, invece per quanto riguarda Anna Faoro una bella overture qui a Fanzolo. Sì, ci ho creduto fin dall'inizio e il pezzo più duro sono riuscita sempre a farlo in bici, questo mi ha avvantaggiato. Se tu insomma questa maglia la stai un po' controllando. Sì, ci tengo, più o meno le gare le faccio in pro per la maglia. E quindi te la porterai a casa? Si spera, se la Letizia non me lo permette. Davide, bella vittoria oggi, poi qua il fisico contava. Beh sì, era un percorso molto duro anche da fare a piedi. Oggi mancava Bassani, allora quando il gatto manca i topi ballano e mi sono divertito. Dai, fammi quest'angolo della dedica. Beh, vorrei dedicare questa vittoria al mio allenatore Maurizio Tabotta che mi segue ogni settimana e mi aiuta ogni volta. Ma sentilo tirare le orecchie. Tu la settimana scorsa ti sei dimenticato una cosa importante. Di dedicare la vittoria ai miei nonni che facevano il 50° di anniversario. Insomma, degli eroi. Tu invece vesti la maglia? Sì, adesso sono il leader della classifica e è bello. Ma tu sei felicissimo. Sì, non ho parole. Edoardo, primo in classifica, sempre più in maglia, adesso il pensiero agli italiani. Sì, abbiamo fatto le 2 prove del Giro d'Italia, sono andate abbastanza bene, diciamo. E poi oggi eravamo in forma, abbiamo gestito la gara e conservato la maglia, quindi adesso guardiamo sempre più gli italiani. Ben rientrati in studio amici sportivi e soprattutto appassionati di ciclocross. Allora, le cose come stanno in vetta
Agli allievi? Allora, allievi primo anno abbiamo Jacob Dorigoni che ha preso il comando rispetto a Davide De Bellis, mentre tra gli allievi al secondo anno ancora saldamente al comando Edoardo Nichele, con la Chiara Zanettin che mantiene stretta la sua maglia di Ieri leader ho delle visto donne. la Sofia Beggi veramente stufa, stanca. Cosa sta succedendo? Ieri la Sofia gli tiriamo le orecchie, gliel'ho detto anche, posso tirargli le orecchie perché gliel'ho tirate anche dopo la gara, ha perso tantissimo e spero che riusciamo a farlo vedere poi anche più avanti nei pezzi a piedi. Si è ostinata a fare in bicicletta dei pezzi che in bicicletta non si potevano fare e lì ha perso la Esperienza, corsa. Tu prima hai detto una cosa interessante, avete fatto dei percorsi dove l'atleta che non va bene, mettiamo, sulla corsa, può recuperare sul percorso veloce. Io ti dico la verità, ho cominciato ad apprezzare da un po' di anni a questa parte, prima vedevo un ciclocross tutto pedalato, ma non era un ciclocross, è forse spettacolare, però il vero ciclocrossista ha una certa multidisciplinarità, quindi avete cercato di creare dei percorsi un po' per tutti i gusti. Sì, no, soprattutto io ho un'esperienza abbastanza di qualche anno sia su strada, mountain bike e ciclocross. Ho cercato di unire tutte e tre le cose assieme. Percorso appunto fuori strada, sì, però anche pezzi di asfalto e anche pezzi che assomigliano un po' alla mountain bike, diciamo. Più il gesto anche a piedi. Ho fatto un mix, spero che tutti gli atleti lo apprezzino. Già fatte 3 edizioni di questa gara, non con la federazione, con l'ex Udace, e è stato sempre apprezzato da tutti quanti gli atleti e ogni anno abbiamo sempre incrementato. Come mai siete passati di nuovo alla federazione ciclistica? Soprattutto per i giovani, perché vedevamo che con l'affiliazione Udace avevamo pochi giovani. Il nostro interesse come società è proprio quella, cioè di promuovere lo sport, e come ha detto l'assessore mi dai la spalla per dire una cosa, fare una considerazione, voglio farla con te con spirito liberale, senza che nessuno se la prenda, perché per carità di Dio qua dobbiamo sempre parlare bene per farci gli amici. Quando si fa qualche critica trovi sempre quelli che poi dopo vabbè, voglio dire, ma a un certo punto ne faremo una ragione. Ha detto una cosa che per me è molto importante. Federazione Ciclistica Italiana vuol dire intanto tanto vivaio, e quindi patrimonio da tenere veramente conservato, e rendiamo grazie a tutti coloro che in questi anni hanno fatto delle buone cose, indipendentemente dai presidenti provinciali, comitati regionali. La base ha saputo comunque avere una governance. Io vorrei che tutta questa governance della base sia un po' più protetta a livello fiscale, a livello proprio dirigenziale invece sono molto abbandonati. Quello che mi fa un po' rabbia, che abbiamo visto proprio uno scandalo, tra virgolette, una parità tra Carlesso e Zanchetta, che ha dello scandaloso più che altro ma sia per una parte che per l'altra, per queste deleghe che non vanno a esprimere un qualcosa di democratico. Non si può delegare la democrazia a un'altra persona, la democrazia è un fatto nostro, l'abbiamo ripetuto tante volte Ilenia. Ecco, questo per me è scandaloso perché non è educativo. Abbiamo una grande forza, lo ha detto appena adesso il Presidente, abbiamo i giovani. Il problema, cosa Nicola, dobbiamo fare? Io ho una mia punto di vista che può essere, qualcuno può dire, pensa così, sbaglia, qualcuno può darmi ragione. Io penso che al momento non è un voto democratico e te lo spiego. Io posso parlare perché sono stata una delle poche che 4 anni fa si è candidata come grande elettore, quindi sono andata a votare per il Presidente nazionale. Io penso, quest'anno non ho potuto candidarmi perché nella mia regione, il Trentino Alto Adige, non c'era il quorum per gli atleti. Pochi atleti, quindi nessuno ha potuto votarmi, non c'erano i numeri sufficienti, io non posso venire a rappresentare magari una fetta di atleti. Per me è già sbagliato il fatto che ci siano delle persone che rappresentano delle altre, ma non è solo una questione di deleghe. Io penso che siamo nel 2012, tutti dovrebbero votare perché ci sono i mezzi per votare, per far votare tutti, perché io atleta vorrei votare il presidente regionale, vorrei votare il presidente provinciale, vorrei votare anche il presidente nazionale. Perché poi io che se ne dica, quando arriviamo là ci sono SMS che partono non votare questo, non votare quello, ci sono deleghe che passano. Ma poi secondo me ormai i tempi sono pronti per far votare tutti, perché io atleta, cos'è l'atleta all'ultima ruota del carro?
Io atleta non sono stupida, ho 2 lauree, quindi penso di poter scegliere il mio presidente. In questo momento io non posso scegliere il mio presidente, perché lo sceglie qualcun altro che non so se lo sceglie per il bene mio, non mi chiede neanche, perché a me nessuno è venuto a chiedermi tu chi voteresti. Però corriamo un rischio, ma anche forse un'opportunità, che eleggiamo qualcuno che dà gli zuccherini ai cammelli, potrebbe essere. Però almeno così, almeno No, dico è un paradosso. Cioè, però. nessuno si lamenta, Certo, perché almeno io so, sempre, il problema è che siamo in Italia, quindi c'è sempre la paura che ci sono delle cose sotto, perché se fossimo tutti gli altri stati europei queste cose non succederebbero, è che siamo in Italia, ora si pensa sempre, però è inutile che la gente si lamenta, perché al momento gli atleti sono l'ultima ruota del carro, tre quarti dei tesserati non possono votare, che elezione democratica è? Non è un'espressione popolare. Non è un'espressione popolare. Allora, vediamo se sei preparata. Adesso, che gara sono andati in onda, Fanzolo? Aspetta, ho perso il conto, no dai. Donne tutte, juniores, amatori fascia 2. Allora, junior, donne e fascia 2, per la penultima gara di giornata a Fanzolo, una concentratissima Ilenia Lazzaro e una grandissima Paoletta. A me piace tantissimo sta atleta. Paola Maniago, sì, no, forse una addormentata Ilenia Lazzaro più che concentrata. Vediamo anche tutti i junior del Postumi lì davanti, anche i ragazzi del Bianchin, quindi insomma una bella partenza anche oggi, un bel numero di juniores. Oggi si sono cimentati in questa prova anche dei ragazzi che normalmente non fanno il ciclocross, quindi sono stata molto felice di vedere un bel numero di junior anche oggi. Un nome che mi piace su tutti è Simone Casanova, un bel ragazzo, l'abbiamo visto, quindi farà sicuramente strage di cuori con questo bel cognome che si ritrova, ma oggi è qui a sporcarsi tra virgolette la faccia con il fango di Fanzolo, mentre partono la fascia 2 con Dal Grande Zoppas, e qua chiaramente è un percorso che potrà dare o riservare delle sorprese per coloro che sono in vetta alla classifica, vale a dire Beppe Dal Grande e Flavio Zoppas. Vogliamo ricordare, lo dirò poi dopo, anche che questi qua sono uomini che sì, sono amatori, si preparano, però il giorno dopo devono andare a lavorare e quindi non possono far tanto gli splendidi. Intanto vediamo anche le donne, con la Bresciani soprattutto, Maronese, Santifalle, Leonardi, la Soligo, la Pizzolotto, Paola Maniago, Lazzaro Ilenia che è qua e Selva Chiara. Insomma, questi qua se si spaccano un polso, voglio dire, gente che il giorno dopo deve lavorare, tanti sono piccoli imprenditori, quindi bisogna anche mettere nel conto che la passione va tante volte oltre anche dei rischi che oggettivamente si possono correre. Nel ciclocross è molto democratico, perché anch'io se mi spacco una gamba è un problema, può andare a lavorare il lunedì, come me Thomas Pacagnella e tanti altri. Diciamo siamo un po' matti e ci piace andare avanti così. Detto questo, abbiamo visto anche la Lucia Pizzolotto con la maglia di campionessa europea, una maglia appena vinta nel sud Italia. Ci sono stati campionati europei che hanno avuto forse poca visibilità, e questo mi dispiace, perché quando si fa un bel evento in Italia come al solito non riusciamo mai a valorizzarlo. Comunque eccolo là, Beppe Dal Grande già davanti con Flavio Zoppas, Savio e tutti gli altri subito dietro, quindi veramente sarà una bella lotta oggi per quanto riguarda la fascia 2. Vediamo invece tra le donne, eccolo qua la Nicoletta Bresciani, che riesce a fare anche dei pezzi che gli altri fanno a piedi in bicicletta. Lei è molto brava a guidare in questi tipi di percorso, quindi non è una novità vederla lì davanti. Andiamo a scorrere subito le altre donne, dovrebbe esserci la Deborah Soligo, e qui in mezzo qualche master, eccola qua la Deborah Soligo qui vicino con Ottavio Paccagnella, poi in teoria vado a mente per come è stata la gara Paola Maniago, poi c'eravamo io e la Chiara Selva, quindi eravamo quasi tutte là al primo giro, ecco. Abbiamo visto comunque, detto e fatto, qua abbiamo Marco Zanella. Insomma, partono i 64 tra junior, donne e fascia 2, c'è quasi come una gara su strada, anzi, tante volte in gare su strada te ne trovi anche di meno. Sì, sicuramente sono dei bei numeri e manteniamoli, insomma. Qua abbiamo visto Zanella al comando con dietro Barattini, quindi Alessio sta facendo molto bene anche lui questa stagione, e abbiamo anche Bondavalli che è subito lì dietro con Casanova, quindi un bel lotto di partecipanti oggi, una bella gara combattuta. Zoppas e Dal Grande sono lì loro due che si stanno un po' studiando, adesso andremo a vedere come sarà la situazione poi. Savio
terzo, quindi è subito dietro a loro due, e anche Daniele è sempre protagonista dietro appunto a questo duello fra Zoppas e Dal Grande, Valentini e poi tutti gli altri per quanto riguarda la fascia 2. Donne abbiamo già, eccola qua, Nicoletta Bresciani che è già al comando. Ripeto, non è una novità, Nicoletta ha vinto un campionato italiano con un fango da Tragenda a Scorzè, quindi me lo ricordo molto bene. Deborah Soligo che deve crederci forse un po' di più perché ha fatto tanti podi però non riesce ancora a vincere, ma secondo me con un po' di tranquillità ce la farà anche lei. Paola Magnago, e poi eccomi qua, ero qui che ero tra la terza, la quarta e quinta posizione. Ti eri un po' incatramata, diciamo così, per usare un eufemismo tuo. Io andavo bene sui pezzi a piedi, c'erano troppo pochi per me, forse andavo poi male dove c'era da spingere oggi, comunque non importa. Detto questo, Dal Grande e Zoppas, eccoli qua, loro due davanti con Daniele Savio subito terzo. Stanno facendo molto bene anche a livello assoluto questi tre master, quindi veramente da dare atto. Stanno veramente imprimendo un ritmo spaventoso questi due atleti che sono lì vicini agli junior, quindi nella classifica poi generale dove ci saranno veramente la classifica assoluta avremo delle sorprese. Una sorpresa su tutti credo che sia Alessio Barattin, ragazzo della Sportivi del Ponte, sta crescendo molto e lo vediamo sempre lì vicino a Bondavalli, non si stacca mai. Sì, sicuramente Alessio sta andando molto bene, mentre vediamo che nelle donne la situazione è abbastanza, insomma, ormai definita. Nicoletta già davanti abbastanza, vediamo cosa combino qua. Poi una bella botta dalla telecamera, mi scuso, ma però guarda come vado su, insomma. A piedi vado forte, peccato che non è la corsa campestre ma è il ciclocross. No, tu vai su bene, però peccato che poi mi è ritornato indietro il mio operatore, nonché il regista, con un occhio nero, e ho detto ma cosa succede? Poi bella questa panoramica, anche qua, una bellissima panoramica con questo treno che passa, e intanto brindiamo alla vittoria di Alex Bondavalle, Velociclub Bianchin Marchiol. Alessio Barattin, secondo, l'ho detto, è una sorpresa bella, qua ci sei te, leggermente doppiata, però secondo assoluto vediamo chi c'è. Beppe Dal Grande, incredibile, subito su Flavio Zoppas, e qua Alessio Barattin, quindi nella classifica diciamo così avulsa nel senso di quello che vediamo. Per dare invece la classifica per junior, Bondavalli, Barattin, Zanella, Marco al terzo posto, Felice Thomas al quarto, Simone Casanova al quinto, poi Pellizzato, Maresciuti, Segat, Marcato Mattia e Baron Mirko. Per quanto riguarda gli atleti della fascia 2, un Beppe Dal Grande che si avvicina in maniera vertiginosa alla vetta della classifica, portando quasi via la maglia Flavio Zoppas, secondo in questo caso, Daniele Savio, Valentini Renzo, Bellante, Sponga, Mogno, Giannella, Braidot e Feltre. Per quanto riguarda invece le femminucce, aspettiamo l'arrivo di Nicoletta Bresciani che farà pieni giri, adesso la vediamo arrivare, eccola qui, Nicoletta Bresciani che vince su Deborah Soligo, quindi vittoria anche per Nicoletta in questo trofeo. Deborah Soligo è seconda, Paola Maniago, Selva, io, Lara Torresani, Silvia Maronese, Lucia Pizzolotto, Anna Santifaller e Elena Leonardi. Flavio, ultime tappe, durissima. Durissima sì, qua il tempo ha reso il terreno molto pesante e Giuseppe sta andando bene e speriamo che almeno prima alla fine riescono una di nuovo. Beppe, la maglia è sempre più vicina. Sì, diciamo che se domenica riuscisse a battere Flavio potrà indossare la maglia. Comunque per indossarla alla finale di Mussolente sarà un po' dura perché mancano solamente 3 gare e lui ne ha una di vantaggio, dovrei vincere 2 vincendo l'ultima, quindi sarà un po' dura. Comunque la condizione è buona, ho visto anche domenica Silvelli ha fatto una bella gara e spero di mantenerla fino agli italiani, che è quello che mi interessa maggiormente. Alex, una gara un po' particolare, juniores siete stati veramente insegnati vicinissimo dalla fascia 1, dalla fascia 2 degli amatori. Tu hai fatto veramente classifica a te stesso. Sì, era un percorso molto duro e i primi giri siamo stati quasi tutti insieme, verso la fine anche un po' di fortuna ho prevalso su Barattin. Una bella vittoria qui oggi in terra di Fanzolo, un bel percorso. Sì, un bel percorso, sono contenta perché l'anno scorso sono arrivata seconda a causa di un problema meccanico e quest'anno sono riuscita a rifarmi. A chi la dedichi questa vittoria? Al vostro regista Gianni Dal Santo. Il nostro amore non finirà mai, ti prego stringi più forti che puoi, dimmi geloso va bene, restiamo insieme. And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? How
can you stop L'amore. Che cosa non fa? Le dediche al nostro regista. Insomma, l'amore. L'amore, chissà chi la fa se l'aspetti, perché il regista già ne sa, tante volte però chi se la fa se l'aspetti. Comunque, Bresciani, adesso ti mandiamo veramente la tua dedica speciale che hai voluto fare. Vediamo. A parte gli scherzi che a Gianni gli farà piacere, comunque una vera dedica adesso. La dedico ai miei genitori e ai miei nonni che da quasi 20 anni che mi seguono sulle gare. È sempre bello il ciclocross. Sì, è sempre bello, è uno sport appassionante. Allora, Ilenia, qua sono cambiate delle cose oppure... No, qui Nadir Coledani, nonostante l'assenza, che ha fatto però benissimo, perché Nadir è arrivato a 33 secondi da Gioele Bertolini al Giro d'Italia a Orvieto, quindi sarà veramente sfida aperta per il campionato italiano. stanno alla grande quel ragazzo. Abbiamo la Paola Magnago che è saldamente al comando per quanto riguarda le donne tutte, quindi probabilmente mancano poche prove, vincerà anche quest'anno. E negli amatori fascia 2 c'è sempre questo duello fra Zoppas e Dal Grande, e Beppo Dal Grande si sta avvicinando, quindi occhio. Se vincesse a Schio passerebbe in vantaggio, è la prima volta. Esatto. Una forma splendida, Beppo veramente forte Beppo. Ecco, e credo che se ci sarà molta corsa ci sarà da ridere a Schio per questi due fenomeni del nostro circo equestre del ciclocross. Qua non so chi le può spuntare su questo sì, immagino. percorso. Siccome che è tanto da guidare in certi determinati percorsi, secondo me è da grande. Vai, secondo te non lo sai, perché non dico. Secondo te vediamo di fare una scommessa? Non lo so. Io dico Zoppas. Dipende se piove o non piove. No, non piove. Non lo so allora. Quanto pezzo c'è da fare a piedi? Ma a piedi appunto c'è questa scalinata, se piove anche c'è tanto da nell'altra spingere parte. Zoppas. Sì. Zoppas, dai, vediamo insomma. Lasceremo poi c'è un ospite che sta facendo i segni. Mi sembra sai capito. No, perché giustamente, no, lo ricordiamo, ma lo ricordo sempre in telecronaca. È vero. Anche Savio. Sì. Sta andando bene, ogni tanto ha delle giornate così, però io penso che comunque tutti i protagonisti dalla prima alla quinta posizione, quinta sesta del trofeo per quanto riguarda la fascia 2 saranno protagonisti nelle loro categorie del campionato italiano, perché sono tutte di categorie diverse. Certo, prima di dare la linea alla parte diciamo più importante, tra virgolette, i più grandi, gli elite, mi dicevi prima che questo è un momento anche particolare, al quale mi comprendi io, Thomas l'ho avuto piccolino col Gran Premio Comunità Montana nel Brenta e per me sono tutti i ragazzi che riporterò nel mio cuore sempre. E quindi? Sì, appunto questa manifestazione sportiva è dedicata per il terzo anno a Thomas Casarotto, sfortunato. Saranno presenti anche i suoi genitori? Sì, alle premiazioni, difatti anche le premiazioni abbiamo deciso il Memoria, che è un quadro praticamente che raffigura appunto Thomas, di assegnarlo alla squadra di giovani G6, la squadra che vincerà. Vi fa onore tutta la squadra. Esatto, sì, appunto perché ci teniamo ai giovani come squadra. Secondo me si vede che voi avete un'impronta di un assessore che fa il professore. No. Sì, diciamo che merito anche collaboriamo col comune di Schio appunto per i giovani, abbiamo fatto gioco sport per i bambini, abbiamo messo a disposizione le mountain bike, le biciclette da corsa e abbiamo fatto dei percorsi. Però a Schio si deve bella gente, Schio si respira un'aria più metropolitana che in altre parti. Ma questo viene riconosciuto soprattutto da chi è da fuori Schio. Sì. Gli schledensi sono ipercritici, ma questo va anche bene perché ci stimola a fare sempre meglio. Se mi permette, due cose. La prima legata a Thomas, bisogna dare merito alla famiglia, soprattutto alla sorella Ania, a Enzo Casarotto e a Stefano Rettis per avere avviato un sito che si chiama ciclismosicuro.it dove si cerca di fare cultura della sicurezza. Si cerca cioè di insegnare soprattutto agli automobilisti ad avere rispetto quando c'è una gara ciclistica, certo, a rispettare proprio le norme del codice, e questo è importantissimo perché Thomas purtroppo l'abbiamo perso per una distrazione, per una di quelle tragiche fatalità che purtroppo hanno segnato duramente una famiglia e una comunità.
L'altra cosa, il lato invece che diciamo ha di positivo, è che questo insieme di attività per ricordare Thomas ha stimolato e il gruppo Schio Bike e il gruppo Valleogra Alto Vicentino per il ciclismo mountain bike e il Veloce Club per mettersi a disposizione proprio dell'amministrazione comunale in occasione della grande, bella manifestazione Gioco Sport. Noi portiamo i bambini delle scuole elementari, tutti i bambini in giornate diverse, a lunedì le prime, eccetera, certo. Li portiamo al nostro centro tecnico, allo stadio di atletica e li facciamo giocare in collaborazione con il liceo delle scienze sociali, va bene, ci aiutano, e tutte le società sportive. E fra le tante società sportive che hanno collaborato, proprio le società di ciclismo sono quelle che hanno risposto in maniera molto entusiastica. E noi rendiamo grazie alle società di ciclismo. Bene, Parte adesso con l'ultima gara. Ultima gara, Elite Under 23 ed Amatori fascia 1. Ultima gara di giornata qui a Fanzolo di Vedelago, Villa Emo, Postumia sugli scudi, e qua vediamo già un bel ritorno Ivan Cais con le varie maglie, e qua Paccagnella e Marcello Pavarin. Questa è una bella soddisfazione, piccola da parte nostra. Io voglio ricordare intanto per onorare la maglia e soprattutto gli organizzatori Zurlo e Iari Cisotto. E questo è Marco Bandiera. Abbiamo visto due professionisti insomma in gara, e ben vengano queste partecipazioni anche a spot per fare bene al ciclismo. E a me non ti nascondo che mi vengono a dire che ascoltano Scratch, sentono, e quindi si sentono motivati a venire, spinti. Bandiera e Pavarin, ricordiamo, sono nati un po' con il Gran Premio Comunità Montana del Brenta nel 2001, 2002, 2003, insomma hanno calcato le scene di questo bellissimo Gran Premio. Io sono contento, proprio in questi giorni è andata in onda la premiazione generale, la riproporremo più avanti, le premiazioni del Gran Premio Comunità Montana del Brenta, con tutte le maglie di capo classifica e con tanti bei premi. Uno su tutto, voglio ricordarlo, a un certo Dalmolin del Veloce Club Schio, che ha vinto il premio Giochiamo Pulito con un bel telaio in carbonio offerto dalla Polo Bike. Adesso andiamo con la cronaca, qua vediamo che i migliori sono davanti, ma vediamo uno strepitoso Marcello Pavarin che si vede che si sta allenando con Paccagnella. Beh sì, già essere lì davanti e tener botta, insomma, abbiamo visto un Zurlo scatenatissimo in partenza, insomma Federico manca un po' ai campi del ciclocross, piacere anche se è stato uno spot a vederlo qui, magari speriamo che fra qualche anno ritorni o magari già il prossimo anno. E abbiamo visto Raffaele Visinelli che cerca di prendere il comando adesso, con dietro Thomas Paccagnella, che non ha avuto una grande settimana, è stato ammalato, si è allenato pochino, però ha recuperato bene, e guarda che bella sorpresa Marcello Pavarin, quindi è la dimostrazione che un professionista con i chilometri che fa può essere un buon corsista, si impara un po' la tecnica. Oggi era veramente un percorso dove bisogna saper guidare, e il fatto che abbia comunque messo davanti essere davanti a gente come Federico Zurlo non è male. Iari Cisotto è lì con Federico Zurlo, quindi anche per Iari che sta crescendo domenica dopo domenica, mentre eccola qua la fascia 1 con Giuseppin, Perini e tutti gli altri poi a seguire. Abbiamo detto l'assenza di Nadir Coledani, che è uno splendore vederlo correre. Qua vediamo il ritorno di Del Riccio, che dovrà faticare se vorrà prendersi di nuovo la maglia, perché è stato assente con qualche puntata di questo trofeo Triveneto. Un bel rientrato a Cais, sono contento di vederlo, è un bel personaggio, poi è un nostro estimatore della prima ora, quindi ce lo teniamo insomma nel nostro cuore. Un ottimo Raffaele Visinelli, lo vedo in forma splendida. Sì, Raffaele, però ho detto che si è un po' dato un voto negativo oggi, andremo a vedere come andrà la gara. Oggi era una gara veramente dove bisognava avere, anche perché correre un'ora su un percorso del genere era veramente molto impegnativo. Comunque Visinelli, Paccagnella e Pavarin, questi sono i primi tre elite, con Iari Cisotto che sta cercando di staccare Federico Zurlo per l'Under 23. Vogliamo dire che poi dopo un circuito del genere, ripetuto più volte, in questo caso 8-9 volte, di 2800 e passa metri, e un'ora di gara tutta non è nemmeno equiparabile con una gara su strada, dove una gara su strada anche di 200 km hai dei momenti in cui un po' ti fai tirare, un po' sei nella pancia del gruppo, un po' mangi, insomma è un tipo di sport
sempre analogo, ma con delle performance atletiche completamente diverse, e questo mi dà un'idea, Ilenia, e mi devi correggere se sbaglio, può essere molto propedeutico a uno come Marcello Pavarin o anche a Zurlo, perché quando si faranno le grandi classiche del nord, Parigi-Roubaix, su tutte, dovrai scontrarti con dei momenti in cui negli ultimi attimi è come il ciclocross, bisogna spingere a tutta per mezz'ora, 40 minuti. Beh, sicuramente dal punto di vista del ciclismo la disciplina più affine potrebbe essere la gara a cronometro. Io il ciclocross lo vedo molto simile a un duathlon, specialmente in queste condizioni dove c'è da smontare, montare, eccetera, quindi un'ottima attività propedeutica. Non è un caso se Matteo Trentin, l'abbiamo visto che è rientrato con qualche gara, ha corso anche in Belgio qualche gara di ciclocross, e mi hanno detto che forse ci sarà anche domenica a Schio, quindi insomma Matteo sta preparando le classiche del nord con anche il ciclocross, quindi ben venga. Detto questo, Thomas Paccagnella ha ripreso il nostro Raffaele Visinelli, e Marcello Pavarin è ancora terzo assoluto dietro appunto ai due. Iari Cisotto, eccolo qui, sta cercando in tutte le maniere di staccare Federico Zurlo, anche Iari sta crescendo molto molto bene, specialmente in questi percorsi fangosi. Beh, comunque io adesso devo dirti anche, Ilenia, una volta ogni tanto potresti farmi anche un complimento, perché ti ho fatto una domanda molto intelligente, potresti dire, però Nicola, tu te ne intendi un po' di ciclismo, scusami. Ma lo do per scontato, dai, lo do per scontato. Raccontiamo questi baldi giovani, Giuseppin, Del Riccio e Perini che sono già davanti con la fascia. Cioè ragazzi, questi hanno 80 anni e vanno via come dei siluri. Non hanno 80 anni. Era un modo di dire. Sono giovani, sono sotto i 40 anni, questi sono tutti giovani. Paccagnella e Visinelli, eccoli qua. Adesso cambio bici perché in queste condizioni veramente un lavoro egregio di tutte le persone che danno una mano ed aiutano, e anche perché senza chi aiuta i box in queste condizioni non vai da nessuna parte. Iari Cisotto e Federico Zurlo, ed eccolo qua. Marcello Pavarin che avrà purtroppo un guaio meccanico, ma adesso vediamo che riuscirà a cambiare la bicicletta subito ai box. Tiene sempre comunque la terza posizione, pensate come stava andando, perché si è fatto quasi un giro completamente a piedi. Qua vediamo Visinelli leggermente in difficoltà, specie su questi terreni molli, e qua vediamo Federico Zurlo che pianta un petardo, qua non è l'inesperienza, qua è un po' di ruggine secondo me. Un po' di ruggine, anche magari un po' di voler fare la curva forte, succede anche ai campioni, quindi insomma ci sta, insomma. Ecco, è Marcello Pavarin che sta cercando di recuperare posizioni ovviamente dopo il guasto meccanico. Carmine Del Riccio, eccolo qua, al comando. Carmine che è rientrato al trofeo dopo aver perso qualche domenica per motivi di lavoro, ci tengo perché gliel'ho chiesto, quindi lo diciamo. Perini che è secondo, e Giuseppin che sta cercando di limitare i danni, di tenere più punti possibili per la maglia, poi per la classifica finale. Perini e Giuseppin che non hanno 80 anni, è una battuta, ci vorrebbe anche altro, li stimo tantissimo questi ragazzi, l'ho detto, qua abbiamo anche Da Ross. Abbiamo detto prima sul fatto che Paccagnella era leggermente attardato, un po' con l'influenza, sta andando alla stragrande, ha sopravanzato Raffaele Visinelli, Bandiera purtroppo ha mollato, ha rotto la bicicletta a un giro dal termine, grande Thomas Paccagnella che regola Raffaele Visinelli a 1,48, Marcello Pavarin terzo, guardiamo che fa anche un po' lo sborone giustamente, Giuliani Giovanni Francesco al quarto posto, Mirko Calvi al quinto. Per quanto riguarda gli juniores, io sono contentissimo di vedere, intanto vediamo Raffaele Visinelli che si piazza al secondo posto sopravanzato da Iari Cisotto, sono strafelice di dire viva Iari Cisotto perché è colui che ha fatto veramente molto ciclocross, si è smazzato parecchio, intanto vediamo Marcello Pavarin, eccolo qua, è una bella soddisfazione. Prima vittoria e anche la maglia di leader per Iari Cisotto, mentre eccolo qui Carmine Del Riccio che va a vincere tra gli amatori, quindi Del Riccio su Perini, Giuseppin, Pauletto, Leghissa, Da Ross, Lavarda, Bolzan, Cais e Fabio Perin, mentre Cisotto abbiamo visto ha battuto Federico Zurlo, Fabio Fontanari e Pietro Lucatello. Eccolo qua Zurlo che ci ha fatto veramente piacere vedere, speriamo che magari di vederlo anche il prossimo anno. Io spero di vederlo proprio a Schio, Federico, voglio vederti, tanto vediamo proprio che in questo momento taglia il traguardo Giuseppin, un bel voto, un voto agli organizzatori a Postumi, a Fanzolo, un bel 10, una gara veramente importante, e bravo anche questo atleta. Dura questa, un Paccagnella irraggiungibile, però maglia sempre sulle tue spalle.
Sì, dai, ho conservato la maglia per fortuna e per me è giornata un po' no, sono stato male la settimana scorsa, infatti non ho corso e quindi ho preso quel che è venuto, quindi bene così, complimenti a Paccagnella. Thomas, è il tuo terreno questo? No, è un terreno un po' duro per me, però allora Rafael non era in condizione, anch'io ho fatto una settimana un po' debilitata, però vado più forte, quando meno mi alleno più arrivo in forma alle gare. Dai, insomma, sono contento. Anche Marcello qui oggi ci alleniamo insieme e sta migliorando sempre. Ma qualcuno mi ha detto che vi allenavate insieme a Marcello, stai facendo dei progressi esagerati dalla prima apparizione. Sì, diciamo che inizio un po' a guidare la bici, il maestro mi insegna bene e oggi non sono riuscito a seguirlo, diciamo l'ho lasciato andare, dai. Hai avuto anche un problema tecnico, hai rotto la bicicletta? Sì, ho forato, sono cose che capitano nel cross, vediamo un po' più di fortuna le prossime volte, dai. Ieri tu non sai quanta soddisfazione ho io vederti vestire questa maglia, perché sei un interprete della prima ora del ciclocross. Sì, è da tanto tempo che faccio ciclocross, finalmente sono riuscito ad avere un risultato che mi dia stimolo anche per il futuro. Oggi te la sei vista anche con un rientrante Federico Zurlo. Comunque è vero che lui è la prima apparizione, però è sempre una grande soddisfazione. Certo, una grande soddisfazione, è stato bello battersi con lui fino a 3/4 gara, infatti aveva una buona gamba, però per fortuna verso la fine sono riuscito a fare un po' di differenza. Bene Elenia, inventa la classifica qua. Bellissima maglia di Iari Cisotto, finalmente Iari veste la maglia degli Under 23. Sono contento io. Nulla cambia invece per gli Elite con Raffaele Visinelli ancora leader e Sergio Giuseppin leader fascia 1. Allora, appuntamento per domenica, che ora si parte? 11:30 con G6. E poi tutta una tirata. È tutta una tirata. Se mangia, se beve? Alla fine si facciamo. Ah, come alla fine? Assessore, guarda che io ti ho preso in parola, Formaggio sicuro e il durello. Andremo a stimolare la presenza di... Intanto stimoli me, poi dopo vediamo. Ilenia, scusami, mi seguirete con le telecamere, è vero? E vi farò l'assaggio, farò la degustazione in diretta, è vero. Ilenia, io ti ringrazio, anzi ti ringrazio perché oggi ti sei fatto un mazzo tanto, perché hai fatto veramente gli straordinari. Un po'. Ecco, su Facebook ho sentito, ma chissà quanti soldi guadagni, no, fa gratis, quindi rassegnatevi, qua non si guadagna. Grazie, a settimana prossima. Tanto i Maya hanno sbagliato, quindi ci vediamo domenica. I'm the Invisible Man.